Alfredo Visentin di Casella di Altivole, 102 anni. Mi ha fatto un 106, un 100 e un 102, direi. Quindi auguri al signor Alfredo Visentin. Passiamo subito al bollettino. Tamponi 2.819.945. Nelle ultime 24 ore abbiamo fatto 14.671 tamponi molecolari. Test rapidi, ve li metto anche a fianco, 1.026.735. E siccome sono 32.453 test rapidi, vuol dire che in totale molecolari più rapidi sono nelle ultime 24 ore 47.124, se vi interessa il dato. I positivi dall'inizio della crisi hanno oltrepassato i 150.000. 150.909. Questi dal 21 febbraio, ragazzi. I positivi di oggi, cioè chi oggi è positivo in Veneto, sono 68.792. Nelle ultime 24 ore i tamponi ci hanno dato 2.782 positivi. Abbiamo modificato qualche tabella in maniera tale che sia ancora più chiaro per chi le vede. I ricoverati totali sono 3.094. Questo è area non critica più terapie intensive. Le terapie intensive sono 340. Allora, a questi 3.094 aggiungiamo, così vediamo anche questo dato quotidiano, i 6.979 che sono ricoveri ordinari, cioè non Covid. Quindi c'è il debutto di questo nuovo dato. Vedete che un terzo dei ricoverati del Veneto sono Covid in questo momento, perché 6.000 più 3.000 fa 9.000. Lascio io, faccio un conto alla grande, spannometrico, quindi un terzo è rappresentato dai pazienti Covid. Totale dei morti 3.887 più 69. I dimessi sono 3.000, scusate, i dimessi sono 7.392 più 116.
come vi ho detto più volte in questi giorni, qualche timido segnale lo si vede, però se voi fate un po' di considerazioni e diciamo, bene, sulle terapie intensive abbiamo passato il 30% di occupazione. I pazienti in generale sono almeno 700 unità in più rispetto a quello che avevamo a marzo. Tamponi ne facciamo una valanga, siamo la prima comunità a livello internazionale per tamponi su abitante, quindi la nostra strategia non è mai cambiata, anzi è stata molto implementata anche buttando il cuore oltre l'ostacolo. Il nostro contact tracing copre almeno l'85% dei cittadini, considerate che il parametro dei 21 parametri dà come soglia 60. Quindi vuol dire che fatto 100 i cittadini che entrano nel contact tracing da fare, 85 sono intercettati subito. La soglia dei 21 parametri è 60%. Noi abbiamo l'85%. I numeri tornano tutti, però un dato è concreto. Cioè abbiamo, come vi ho detto ieri, 1/3 di positivi su tampone rispetto a marzo, cioè abbiamo meno pressione di positivi, che si traduce anche in meno mortalità, però crescono gli ospedali. Ci sono due fattori. Il ritardo della curva nostra e di qualche altra regione, penso al Friuli Venezia Giulia per citarne uno, rispetto a regioni che sono partite almeno un paio di settimane prima di noi con l'infezione di questa seconda fase. Vi ricordo che questa seconda fase inizia con la grande crisi in Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana e tanto è vero che sono quelle che per prime hanno preso diciamo, la grande ondata di contagio e poi arriva a noi. Peraltro da noi è bene anche significare che abbiamo avuto da inizio la parte meno metropolitana del Veneto colpita, cioè la parte alta, non la parte centrale. Vi ricordate i comuni del Comelico, dove abbiamo fatto il primo mini lockdown della seconda fase? E lo si vede, no? Se del Trentino, la parte montana e poi il Friuli Venezia Giulia. Allora, cosa voglio dirvi? Che un fattore può essere rappresentato dal fatto che avendo noi la curva in ritardo di 10-15 giorni rispetto alle altre infezioni, si comporterà di conseguenza. L'altro fattore che non è irrilevante è quello che se continuiamo ad agevolare gli assembramenti, in ospedale arrivano i cittadini. Noi calcoliamo appunto che ci sia ormai una proporzione tra il numero di contagi e i carichi in terapie intensive. E questo è un dato che dato dava Rosi? No, contagio terapie intensive. Su 3.000 contagiati? 10 persone. 10 persone ogni 3.000 contagiati. Vuol dire che sono 10 persone al giorno che carichiamo in terapia intensiva. Guardate che la pressione, lo dico ai cittadini che mi ascoltano, non è bassa, è alta. È alta. Noi abbiamo coscienza del grande sacrificio che stanno facendo tutti coloro che lavorano nella sanità del Veneto. Abbiamo interessato tutta la sanità pubblica, tutta quella privata. Vi ripeto, 1/3 dei pazienti oggi curati in Veneto sono pazienti Covid, che è un dato, cioè voi capite, è come se avessimo avuto un mega incidente e 1/3 degli ospedali avessero solo diciamo, pazienti provenienti da quell'incidente. Qui veramente la preghiera è quella di dire che si stia molto attenti agli assembramenti. So che stiamo diventando ossessivi con questa preghiera, però noi purtroppo abbiamo l'obbligo di tutelare la sanità, e se la sanità va in crisi è una sanità che poi non riesce più a rispondere. Rispetto al governo, ad oggi non abbiamo nessuna novità. Leggiamo che ci dovrebbe essere un dibattito all'interno del governo rispetto al aprire un po', non aprire, transito tra regioni, eccetera. Cercheremo di capire nelle prossime ore che evoluzione ci sarà. Prima di tutto viene la salute, questo è poco ma sicuro. Dopo, se prima di tutto viene la salute, se qualcuno deve fare un sacrificio per la salute deve essere ristorato.
Però al momento dati chiari non ce ne sono rispetto al DPCM che si dovrebbe in teoria diciamo approvare entro la mezzanotte di domani, che è il giorno 3. Informo che dal 3 decade anche la nostra ordinanza, lo dico agli operatori, lo dico ai cittadini, e quindi decadendo l'ordinanza entra in vigore appieno il DPCM. Sì, io dico dal 3, sì, hai ragione. Prudenzialmente l'abbiamo messa al 4 per evitare di trovarci con il solito buco di 24 ore. Comunque di fatto con l'ingresso, a parte il fatto che l'ordinanza ha efficacia, diciamo l'efficacia quella pesante è quella della chiusura domenicale, poi ovvio c'è quella del mantenimento della quota di clienti per metro quadrato in tutte le attività commerciali. Staremo a vedere poi anche questo tema degli assembramenti che vanno oltre le piste da sci, come verrà affrontato ovviamente nel DPCM, questo l'abbiamo chiesto, no? Se il problema è l'assembramento deve essere un problema uguale per tutti. Io non ho altro da aggiungere. Zambon, Tosato, Pederiva, Giacomuzzo, niente. Filippo oggi da che frega, non sei più il pistolero. No, più io veloce sarò del molto West. breve. E solo per capire, quindi non vi è arrivato il testo, come No. invece pareva di capire ieri No, sera? no, se no ve lo stamattina? direi ragazzi, noi non abbiamo nulla. Ma avete avuto una riunione questa mattina No. oppure no? Oggi pomeriggio? No, spero che oggi pomeriggio ci sia una convocazione. Guardate, noi siamo a disposizione H24, come al solito. Ha sentito il presidente Bonaccini, sta premendo per avere una bozza su cui ragionare? Oppure... Questa mattina non l'ho sentito, però posso garantire che la richiesta di avere un testo su cui lavorare è una richiesta che è emersa già l'altra sera nella riunione tra presidenti. Diciamo che la speranza è quella che, mancando ancora quasi 48 ore, quasi, anzi un po' di meno, sarebbero 36 ore, se andiamo alla mezzanotte più o meno, dai, a spanne, e io spero che arrivi un testo, quantomeno sul quale poter fare delle considerazioni. Però ho l'impressione che ci sia anche un dibattito all'interno del governo su alcune misure, ad esempio i ricongiungimenti familiari natalizi, la chiusura dei ristoranti il giorno di Natale, quindi con la possibilità di fare la cena e il pranzo di Natale. Fermo restando, cari signori, che il ristorante ha adottato e ha investito per le linee guida. Cioè, in via teorica il ristorante, a meno che qualcuno dica che le linee guida del ristorante non vanno bene, è la realtà più in regola. È normata da delle linee guida. Quindi c'è il tema del transito fuori regione, il ricongiungimento familiare per le festività, c'è il tema dei ristoranti, c'è il tema delle piste da sci / strutture ricettive delle località sciistiche. Vedete che adesso il dibattito si sta un po' ampliando, no? Chiudere tutto, lasciare gli impianti aperti solo per coloro che sono residenti, turisti e non, residenti nella località. Terza opzione che si vede da qualche parte, chiudere tutti gli impianti e lasciare aperte tutte le strutture ricettive. Dopo c'è il tema delle seconde case. C'è chi dice no seconde case, quindi no transito fuori regione oppure in regione o fuori dal comune durante le festività natalizie. C'è chi dice l'infezione che gestisco a casa mia la posso gestire nella casa o nella mia seconda casa, perché è la stessa roba. Quindi capite che il tema è un tema che ci dice che questo è un DPCM centrale nella storia del Covid. E l'ultima cosa, lei ieri diceva deve essere un DPCM di prospettiva di media e lunga distanza, sì. però questi sono tutti provvedimenti che si concentrano nei 20 giorni a cavallo del nuovo anno e delle festività. Avete condiviso anche questa impostazione di prospettiva lunga? È stato detto chiaramente di ragionare in prospettiva. Faccio un esempio. Sulla scuola vogliamo ragionare in prospettiva all'interno del DPCM? Risposte dal ministro Boccia o da chi per lui? Al momento zero. Tema? Zero, ma nel senso che ci siamo lasciati ieri dopo la riunione interlocutoria, in teoria adesso ci vorrebbe un testo sul quale ragionare, se ce l'hanno. Grazie. Prego. Tosato.
magari faccio la domanda più avanti. Ok, allora passiamo a Pederiva e Giacomuzzo. Grazie. Buongiorno C'è del Presidente. passo, ciao. Dopo le indiscrezioni di stampa, oggi in realtà il Ministro Speranza ha parlato in audizione al Senato, quindi Sì, abbiamo almeno Ho sentito. ecco, la viva voce dell'esponente del governo. Sostanzialmente lui mi pare di capire che abbia detto che verrebbe confermato l'impianto dei 3 colori, quindi gialli, arancioni e rossi, e che l'idea comunque è di bloccare gli spostamenti anche tra comuni a Natale, a Santo Stefano e a Capodanno. No, Mi pare di guardate, capire che non abbiamo detto sostanzialmente niente. ha confermato quello che vi ho anticipato io ieri, che diciamo, la base, diciamo, di colore per tutta Italia, la base, nella migliore delle ipotesi, è la zona gialla. Questo l'ho detto anche in riunione. Per quanto riguarda la migrazione di Santo Stefano, di Natale, tra comuni o quello che è tutta ancora da mettere nero su bianco. Fosse così, voglio dire che il Veneto auspicabilmente resta in zona gialla, si mantiene le restrizioni attuali con l'aggiunta di queste limitazioni per quei 3 giorni, potrebbe essere una soluzione condivisibile, magari con ristoranti aperti, ecco, per cui uno va Guarda, nel bisogna ristorante della leggere il città. DPCM nel suo complesso, cioè è, come si può dire, il campo operatorio è molto più vasto della venula che sta perdendo un po' di sangue, cioè bisogna vedere tutto il campo operatorio. È da Crozza questa, eh? Non so. Io sono andato in sala operatoria, non so se Crozza ci è mandato. Gli auguriamo di no. E a No, battute ma a parte. non come paziente. No, intendevo... Come clinico, come No, chirurgo. come osservatore quantomeno. Casomai lo invitiamo qui se vuole vedere dei super chirurghi all'opera. Battute a parte, sempre Speranza poi ha dato conto del piano vaccini anti-Covid, annunciando da gennaio l'opzione su 202 milioni di dosi senza obbligo vaccinale, con priorità per le categorie a rischio che già conoscevamo. Volevo capire se rispetto a questo state procedendo con il piano per questa maxi campagna, quindi Noi siamo quanti drive-in pensabili, attuali, ne servono di più? Vi presenteremo il piano, ma comunque noi siamo pronti per questa campagna vaccinale. Considerate che arriva in un momento nel quale, ve l'ho detto anche ieri, ci ritroveremo Covid, poco o tanto non lo sappiamo, stiamo parlando di gennaio, ci ritroveremo il virus influenzale, se Dio vuole con la mascherina un po' lo placheremo, e poi avremo la più grande campagna vaccinale della storia. Sulla obbligatorietà, io vi ho sempre detto che dovrà essere volontaria, però vi ricordate quando qualcuno sorrideva quando io dicevo guardate che avremo tutti il passaporto sanitario, e qualcuno ha detto questo qua magari sta pensando agli animali o qualcosa. No, guardate che avremo tutti un passaporto sanitario rispetto a questa formula di vaccinazione. Avete visto che ci sono compagnie aeree, per fortuna l'ho detto anzitempo, forse troppo presto, che già dicono che i non vaccinati non potranno salire sui loro aerei. Allora io penso che accadrà che sarà una campagna, diciamo, assolutamente volontaria, ma poi ci sarà la necessità dal punto di vista sociale di avere il vaccino, perché accadrà inevitabilmente che alcuni paesi chiederanno di essere indenni, no? Quando tu chiedi da un punto di vista sanitario di essere indenne da una malattia, devi pretendere l'ingresso al vaccinato, del vaccinato. E per quanto riguarda le forniture, l'Europa non sta facendo una bella figura, perché se si legge che la Gran Bretagna sta già vaccinando, con gli stessi vaccini che noi dovremmo utilizzare in gennaio, ne viene fuori che tecnicamente è spiegabile, la Gran Bretagna non è più in Europa. Ma se la grande Europa arriva dopo un paese che non è più in Europa, vuol dire che qualcosa non funziona. Cioè la Gran Bretagna, da quello che sappiamo, è pronta sia con Pfizer e si legge che anche AstraZeneca ha comunque già pronto il quantitativo. Capire che questi iniziano a vaccinare, noi ne parleremo fra un paio di mesi, non è una bella figura che ci fa l'Europa. E ci verranno a dire che la Gran Bretagna non ha l'approvazione EMA e l'Europa invece c'ha l'EMA. Sì, lo capivo, ma intanto i vaccina. Cioè, voglio ricordarvi che i vaccini, adesso immagino che
Pfizer il suo vaccino ce l'avrà approvato, dicono, entro il 10 di dicembre dall'FDA americana. Faccio una domanda al mondo. Davanti al più grande ente certificatore internazionale degli Stati Uniti, la Food and Drug Administration, noi rifacciamo tutta la procedura. Sì, diciamo, nella norma è così, ma in questo caso non varrebbe la pena di accelerare un po'? Punto di domanda. Si potrebbe anticipare dal punto di vista organizzativo, lo chiedo per la logistica. Per Saremo noi in sì, grado? Sì. noi sì. Anche con la catena del freddo. Ma guardate, prima ci arrivano i vaccini meglio è, perché sta diventando veramente un'agonia sta storia. Anche perché pesa anche psicologicamente nei cittadini. Cioè, i cittadini sono bombardati da notizie tutti i giorni. Tutti noi abbiamo sto incubo del Covid, perché comunque riduce il minimo le relazioni sociali. Non hai più la libertà, no? Tutti parlano di libertà personali, ma ci possono pure lasciare liberi. Che libertà abbiamo? Dobbiamo girare la mascherina, stare attenti dove tocchiamo mani e distanze di sicurezza. Vabbè, ci lasceranno anche liberi, ma non abbiamo la libertà di prima. E poi sui vaccini invece anti-influenzali magari chiederò all'assessore Sì, Lanzarin, che abbiamo una l'assessore. sollecitazione da una lettrice. Chiudo, Presidente, se posso, con un'ultima cosa in riferimento al recovery plan o fund, o comunque Sì. lo vogliamo chiamare. Abbiamo dato conto della delibera pubblicata Bravi. sul BUR. Ho visto. Ci mancava la posizione politica, nel senso, questa è come dire la lista della spesa che il Veneto presenta, però le risorse pare che saranno in realtà sensibilmente inferiori intanto nel 2021. Ma guarda, noi i compiti per casa li abbiamo fatti. I veneti possono prendere in mano questa, diciamo, definiamolo recovery plan, no? Questo piano. Ci sono 209 miliardi a livello nazionale. Noi abbiamo fatto un piano per 24 miliardi, se non ricordo male, cercando di toccare tutte quelle misure che siano assolutamente cantierabili ed efficaci. Dopodiché leggo le dichiarazioni a livello nazionale, sembra che ogni ministro abbia bisogno di 209 miliardi minimo. Ho capito che hanno fatto una specie di cabina di regia a piramide, cioè il Presidente del Consiglio, 6 super tecnici e poi ci sarà sotto tutti quelli che decide, litigheranno, faranno di tutto. Io vorrei invocare il principio federalista per il recovery plan, il quale dovrà essere mutuato anche dalla virtuosità. La virtuosità è semplice, capacità di spesa e che gli investimenti siano compatibili. È vero che ci sono tutta una serie di condizionalità europee per poter investire, però è altrettanto vero che io ho sempre il terrore che vengano dispersi, perché i 209 miliardi, che è un treno che passa una volta nella vita, tu li devi impiegare per creare occupazione e economia. Noi infatti abbiamo presentato opere pubbliche che sono cantierabili. Pensate all'ospedale di Padova, cioè è economia, perché comunque oltre a far sanità fa anche economia. Sono 600 milioni di euro, per dire. Altre infrastrutture, insomma, beh, l'avete visto, insomma, c'è di tutto dentro. Allora, E posso dire anche una roba che è pronto, quanto sarà stato? 2 mesi fa, più anche. Sì, 3 mesi. 2 mesi. Prima della scadenza elettorale. Volutamente io l'ho fermato, era venuto in giunta, perché ho detto, cioè, qua non si capisce neanche che cosa si farà a livello nazionale. Peraltro c'è anche un'idea da parte dei governatori di negoziare. Ho detto, evitiamo di scoprire tutte le carte, ma a sto punto, che poi non ci dicano che non l'abbiamo fatto, ma penso che siamo tra i pochi che l'hanno fatto. Quindi devo ringraziare tutti quelli che hanno lavorato e la dottoressa Bramezza, che ha coordinato questo gruppo di lavoro con i dirigenti, che è stato l'ultimo provvedimento peraltro portato dalla dottoressa. allora Cristina, Giacomuzzo e poi Filippo Tosato. Buongiorno Presidente, Buongiorno. la farei tornare ancora sul vaccino anti-Covid. L'EMA ha ipotizzato 2 date per esprimersi su Pfizer, il 29 dicembre e il 12 gennaio Sì, su sì. Moderna. In Inghilterra la settimana prossima parte. Esatto. Visto questa scaletta, e la scaletta è quella di dire, una volta che l'Italia ce l'ha, facciamo prima
i sanitari, poi l'RSA con gli anziani, prima di primavera tutti gli altri. No, non ma ce noi ne fa, finiremo Paolo. a vaccinare a fine estate. Finire di vaccinare a fine estate. Sì. gli 2021? Tutte le categorie. tutte le categorie Sì, sì. a rischio. Cioè, ok. i 5 milioni di veneti che vorranno sottoporsi, cioè non ce la facciamo prima, ma con questi presupposti no. Cioè, mi chiedo per quale motivo dobbiamo andare a ricontrollare il dossier che hanno già controllato gli americani con la FDA e anche gli inglesi a questo punto che se lo sono fatto in casa questo controllo. Del resto, scusate, facciamo una domanda che qualcuno magari farà arrabbiare qualcuno. Cioè, ma perdonatemi, c'è una possibilità per cui noi possiamo dire di no ai vaccini con l'EMA? Che c'è già mezzo mondo che sta vaccinando. Vi ricordo che il vaccino cinese è già stufi di fare il vaccino. Cioè, voi sapete che hanno vaccinato da loro, sono andati in Medio Oriente a vaccinare, in Africa, in alcuni paesi dell'America Latina. Non si dice mai questo. Con un vaccino. Prego? Il vaccino cinese, quello russo, qui in Europa non viene preso in considerazione. Io non so come funzioni sta roba, però non mi risulta che la Cina sia un borgo di una piccola città. Cioè, ha una massa critica anche dal punto di vista scientifico non irrilevante. Si sappia che a Dubai si vaccina con il vaccino cinese, tanto per dirne una. In Marocco, ho letto che ci facevano vaccinazioni 20 giorni fa. In America Latina qualche paese sta vaccinando. Per cui noi stiamo arrivando da europei da buoni ultimi, interessante come strategia. Scusi, poi un'ultima precisazione. In vista di questo DPCM di cui ancora c'è molta nebbia, danno per scontato che palestre e piscine restano ancora chiuse? Questo sembra di sì da quello che è stato detto ieri. Sostanzialmente il DPCM, da quel che è dato a sapere dai discorsi fatti ieri, parte da una base. La base è la zona gialla. Quindi tutte le restrizioni che noi conosciamo per la zona gialla, che sempre rispondendo a quei 2 o 3 che si ritrovano alla cabina telefonica che sanno tutto, vorrei ricordare che ci sono delle restrizioni di base da DPCM, a prescindere dal colore, cioè c'è una roba di minima, prevede la chiusura delle palestre, prevede la chiusura di bar e dei ristoranti alle 6 di sera, prevede la chiusura dei centri commerciali, sono le robe che sapete. No, lo dico a quelli che pensano che la zona gialla non abbia restrizioni, prevede anche il divieto di assembramenti della zona gialla, come la zona rossa e la zona arancione. Filippo Tosatto. Buongiorno Presidente. Un dettaglio che riguarda prima di tutto il report odierno. C'è un numero abbastanza abnorme di negativizzati. Sì, 13.000. E cosa è successo? Perché sono stati messi in linea con i dati del SISP e dopo vi diamo anche una nota proprio formale in cui vi spiegano come è stato fatto il calcolo. Cioè adesso siamo ancora di più sul pezzo, quindi scarichiamo tanti negativizzati che magari prima erano ancora fluttuanti, che dal punto di vista sanitario per noi non era più un problema, lo era ma dal punto di vista sociale. Cioè erano dati arretrati, insomma, poche parole. Si stanno allineando sempre di più i dati, proprio in virtù del fatto che il contact tracing si incrementa sempre di più. Però guardate, dopo ricordiamoci, facciamo fare una nota proprio dall'ingegner Bortolan che segue questi dati e ti ricordi Carlo? Una breve nota che sia comprensibile. Comunque la sostanza è che erano dati arretrati che vengono smaltiti in poche parole. Sì, sono 13.000. Esattamente, guarda, ti dico anche quanti sono. Io prima non ve l'ho detto per evitare di stare lì a mettere dati su queste robe qua. Un attimo solo, eccolo qua. Sono esattamente 14.000 negativizzati caricati nel bollettino di oggi, scaricati del bollettino di oggi per effetto dell'allineamento con i SISP. Un'altra domanda riguarda le terapie intensive. L'altro giorno, ma l'ho visto per caso, sulla Gazzetta Ufficiale è uscito un decreto che riguardava, riformulava, puntualizzava la dotazione di personale delle terapie intensive. Sì, gli standard. Gli standard.
ed è una dotazione impressionante parlo da profano, insomma, magari non si ha idea di quanti medici specializzati, quanti infermieri occorrano per una terapia intensiva. Vado a memoria, ma si parlava di 8 posti letto, tipo 24 medici, Sì, sui doppio 3 infermieri, turni. una Sì, cosa del genere. La domanda è: il Veneto ha dichiarato 1 migliaio di posti letto in terapia intensiva. Qualcuno ha detto, ma sono sti posti letto, ce ne sono 111 che in realtà sono posti letto in sala Sale operatorie, operatoria. blocchi operatori. Ma al di là di questo, noi abbiamo davvero il personale sufficiente in caso di attivazione reale di queste terapie per farle funzionare? Beh, guarda, intanto diciamo che lo standard che ci impone la legge non è i 111 delle sale operatorie, perché non continui sta leggenda metropolitana, sono in più rispetto a quello che è previsto per legge. Cioè noi potevamo fermarci a 8,70, 8,77, noi siamo andati a 1000 del 34. Quindi a 1000 ci arriviamo perché abbiamo nel nostro piano eventualmente una massima emergenza di arrivare anche ovviamente alle sale operatorie. Ma perché alle sale operatorie? Spieghiamolo, anche qui leggo delle robe fantascientifiche. Perché le sale operatorie hanno già l'impianto e quindi che senso ha? Visto e considerato che la sala operatoria dove c'è un Covid non viene utilizzata, in ospedale Covid, ci metto i letti perché c'è già l'impianto per mettersi poi le macchine, tutto qua. Gli standard sono quelli, il personale arrivati a 1000 siamo tirati, ma tirati come una corda di violino di quello che è al limite della spaccatura, nel senso che rendiamoci conto che per gestire 1000 terapie intensive vuol dire sostanzialmente polarizzare gli ospedali su quelle 1000 terapie intensive, anestesisti, infermieri, fisioterapisti, sono tutti coloro che entrano nell'organico della terapia intensiva. Cioè, non vorremmo mai arrivarci a 1000 terapie intensive, però sapete, questa è la way out, definiamola così, cioè, la via di uscita è quella di essere pronti a tutto. Tant'è vero che noi presenteremo i prossimi giorni un piano per la quinta fase. Ve l'ho già accennato, no? La quinta fase nella quale noi già ci siamo, dai 2.500 ricoverati ai 6.000. Ma in questo range, no? Che sono 3.500 ricoverati, no? Da 2.500 a 6.000. Come affrontiamo l'occupazione graduale dei letti? Con che modalità? Con che strutture? Diciamo, aggredendo che reparti? Con quali spazi? Ecco, questo ve lo diremo. Ovviamente, magari speriamo che resti un'esercitazione da scrivania, resterà agli atti, però noi vogliamo depositare anche, diciamo, quello che rappresenterebbe un assetto di guerra totale. Ecco, siccome lei noto che oggi lei ci ventila molti piani, molti report, ma poi ci lascia a bocca asciutta. No, ma ve l'ho già detto che lo portiamo a questi. Fra l'altro io l'ho visto ieri, però va aggiustato un attimo, anche perché insomma quando esce non è proprio irrilevante. E allora provi ad allentare un po'. Sì, un passettino. No, non passettino. Provi ad allentare un po' le briglie sul fronte vaccini, perché insomma qualcosa di più può anche dirci sulla logistica. La dottoressa Russo, guardate, si sta relazionando a livello nazionale, perché è punto di riferimento per le regioni a livello nazionale. Si sta relazionando anche con le aziende. L'azienda Zero ha già comprato i refrigeratori per garantire la catena del freddo a -80 per il Pfizer, perché l'altro, il Moderna o Moderna, come lo chiamano, non ho ben capito come si debba pronunciare, allo 0,5 di temperatura, per cui è frigorifero. E poi c'è AstraZeneca, che ha un vantaggio sugli altri, che costa poco e sembra che sia fra l'altro è italiano, Italia e Oxford, e è quello che costa di meno. Il rapporto che ho letto da qualche parte è 20 euro, 2,50 euro, una roba del genere. E
e dall'altro sembra anche che la risposta anticorpale sia una risposta importante, che anche questo dovrebbe titolare sopra il 95% dei casi trattati. Voi capite che il vaccino resta veramente l'approdo sicuro. A questo punto non abbiamo altre soluzioni. Sì, appunto, lei ci ipotizzava il ricorso a un ventaglio di soluzioni poi distributive per l'erogazione. Certo. Abbiamo letto di drive-in, di Ve lo tendoni, di confermo? punti mobili, Medici di base, territorio, di tutto. Sì, sì. Non ho sentito. Stiamo preparando il piano per presentarvelo. Ma noi siamo... ragazzi, ma c'è lavoro dietro. Io capisco, guardate, voi siete dei lavoratori e mi capite. Considerate che però io posso garantirvi che se ci dicessero fra 10 giorni arriva il vaccino, noi altri lo faremo fra 10 giorni. Che noi tempo non ne perdiamo. Vi svelo anche un segretino. Pensate che la prima volta che abbiamo parlato del vaccino, cosa è stato? 2 mesi fa? 2 mesi fa forse. Abbiamo detto sì, vabbè, che ho un sacco di siringhe, meglio che ce le andiamo a comprare. Pensavo che non venga fuori che mancano le siringhe. Quindi ci siamo anche informati su questo. Dopodiché sembra che ci... Sì, ma tentavo di rifilarlo. Insomma, oggi siamo proprio Cioè Giacomuzzo ti tasa ormai, no? No, a parte le battute, sdrammatizziamo anche un po', cioè nel senso che capite anche la responsabilità. Cioè ci siamo mossi al punto tale di dire, se mai dovesse accadere che ci mandano la fialetta e non ci sono le siringhe, chi è che va a trovare 120 milioni di siringhe per gli italiani? Perché sono 2 iniezioni, eh? Detta così sembra una cretinata, ma sul mercato non ci sono. L'abbiamo già visto con le mascherine, ste robe. Quindi abbiamo già affrontato tutti i casi possibili di inefficienza che potrebbero crearsi. Non abbiamo capito bene qual è la reale. Provi a sbottonarsi un attimo. Venerdì c'è la riclassificazione dei colori. Sì. Qual è siccome da qui a venerdì non è che i comportamenti dei veneti cambieranno le cose. Non cioè, te lo so dire, ore, i parametri dei 21 sono assolutamente in linea. Certo è che noi veneti dobbiamo ragionare sempre come fossimo sull'orlo della zona rossa estrema, perché se qualcuno pensa che l'area gialla sia la patente del liberi tutti, si sbaglia, perché guardate gli ospedali, è inquietante vedere 3.100 ricoverati. Cioè non è roba da tutti i giorni. Vi ripeto, sono 6 grandi ospedali del Veneto. Come fossimo andati davanti a 6 ospedali e avessimo chiuso. Giro di chiave e basta. Da oggi tu non curi più i cittadini. No, ma non c'è dubbio che il giallo può alimentare illusioni che sono pericolose e sono quelle che portano in arancione, questo è sacrosanto. Ma insomma, i parametri ad oggi sono compatibili con il giallo. Ad oggi sono buoni. Poi c'è il CTS che ci valuterà, per cui ad oggi sono buoni. Abbiamo le terapie intensive, un ninnino sopra al 30,8, se vi interessa. Oggi sembra che ogni mezza notizia le procuri un dolore fisico. No, mi procura un dolore fisico, ma sapete perché? Perché io non vorrei che questa storia dell'area gialla diventi un alibi. Cioè, che diventi l'alibi per poter dire, vabbè, ma tanto che Zezai fa la zona gialla, che tanto... no, cioè, vi ricordo che le restrizioni a zona gialla sono identiche, tranne quelle degli spostamenti, della zona rossa e arancione. Non c'è scritto da nessuna parte che si possono fare gli assembramenti. Dopodiché, ragazzi, mi fermo qua, come dico, le coperte non le vado a rimboccare a nessuno. Se non ci sono FOIS, sì. Ma Giacomuzzo fa un giro di castigo. Ma già fatto la domanda? No. Sì. Ha già fatto che basta oggi. Io mi volevo ricollegare a quello che ha appena detto. Però mi sa che il tuo direttore sarebbe d'accordo con me.
Mi volevo ricollegare a una frase che adesso ha pronunciato Tosato, cioè il comportamento Adesso dei iniziate veneti anche a non cicciare cambierà Tosato. nelle prossime settimane. Perché, come lei sa, Presidente, esiste anche una corrente di pensiero che sostiene che dal 20 dicembre al 10 gennaio bisogna fare un lockdown. Cioè chiudere Ah, tutto sì, perché sì. comunque, diciamo, la ripresa del coronavirus, secondo questa corrente di pensiero, è stata per quel liberi tutti che c'è stata a Ferragosto. Per cui non potendo contare più sul buonsenso diciamo, di una parte della popolazione, sarebbe meglio fermarsi per 2 settimane. Il Veneto è più su questa direzione oppure Il comunque Veneto è bisogna- nella direzione FOIS della responsabilità. Cioè il lockdown sarebbe un fallimento, ma sarebbe principalmente un fallimento sociale, perché se arriviamo al lockdown, a me sono concesso che ci arrivi una sventolata di virus da paura, perché ci vuole anche fortuna con questo virus, ma se dovessimo arrivare al lockdown semplicemente perché nessuno di noi rispetta le regole, penso che sia il fallimento sociale totale, no? Cioè vuol dire che non siamo più una comunità, ma io immagino che i veneti abbiano ben chiaro che dobbiamo stare molto attenti. Dopodiché dico anche che questa partita va gestita con attenzione, perché se è vero che c'è chi parla di lockdown, c'è anche chi non riesce più a sbarcare il lunario, e quindi bisogna cercare di avere una, come si può dire, attività operative e nel rispetto delle regole. Questo è quello che mi sento di dire. Dopo di teorie ce ne sono tante, però ecco, vorrei dire una roba, e l'ho già detto altre volte, ma vedo che non... io non faccio parte di quelli che pensano che il liberi tutti estivo, che è sempre un male, sottolineo che è sempre un male, perché io ho fatto gli appelli a non fare assembramenti, ma da qui a dire che il liberi tutti estivo ha dato vita alla seconda fase, no. Cioè vorrei ricordare che la seconda fase non è una seconda fase, ma il virus che torna a farsi vedere, perché c'è e c'è sempre stato. Non è un caso, vorrei ricordarvi che l'estate non è durata una settimana. Cioè noi abbiamo avuto gli ultimi casi, fine maggio, primi di giugno, definiamoli giugno, luglio, agosto, settembre, abbiamo rivisto il movimento verso fine settembre, primo ottobre. Allora, se è vero che il movimento estivo ha dato vita alla seconda fase, è altrettanto vero che qualcuno dovrebbe spiegarmi 3 mesi di piatta con il virus, come mai siamo riusciti ad averli. Perché la verità è che questo virus si comporta, non sto dicendo che è un virus influenzale, sto dicendo che si comporta come un virus influenzale, cioè assomiglia nel comportamento, sparisce col caldo, con gli ultravioletti e poi torna fuori. Scommettiamo che prima di aprile non se ne va e continueremo con i bollettini, con i ricoveri, con le terapie. Questa sarà la storia. Come accade per l'influenza. L'influenza se ne va d'estate e torna in inverno, chissà perché. Perché hanno fatto baldori in spiaggia? No, perché c'è, ma è latente. Altre domande? Basta oggi, eh? Basta. Sì. Mi pare Grazie, ci fosse ragazzi. la richiesta per la Lanzarin. Sì, passo la parola all'assessore Lanzarin e grazie, grazie di tutto. Grazie anche dell'ottimo lavoro che state facendo. Andate a controllare la comunicazione dei vostri colleghi nelle altre regioni. È molto più variegata, perché giustamente questi tavoli secondo me sono utili. Dopo ognuno di voi scrive quello che vuole, ovvio. Però l'informazione è alla base di una tragedia come questa. Saranno ancora più utili se lei ci sgancerà. Allora, ti dico una roba per farti un complimento. Più di una persona che mi chiede di vedervi in faccia, perché ormai siete diventati dei famosi, ma da radio, perché nessuno vi vede, dice, ma Tosato ha appena finito l'università. Ti giuro, tutti sono convinti che tu sia un ragazzo. C'è l'università per la terza età e quindi... No, però lo dico perché più di una persona chiede di Tosato, che ormai è un'autorità su sto tavolo. Passo la parola a Lanzarin. Grazie. Lei dice Tosato vuole mani, poi le guarda. Lanzarin.
Buongiorno Assessore, è una lettera di una lettrice che dice di seguire sempre questa conferenza stampa, ma evidentemente le sono sfuggite le sue precisazioni sul vaccino anti-influenzale, nel senso che lamenta la mancata fornitura sia alle farmacie che almeno a una parte dei medici di base, e quindi vorremmo chiederle se può riepilogare il cronoprogramma che già ci aveva citato. Grazie. Sì, che così con l'occasione vi dico anche la nota che abbiamo inviato il 30 di, quindi l'altro giorno, a tutte le aziende sanitarie con la suddivisione dei vaccini disponibili anti-influenzali. Allora, a seguito dell'incontro della settimana scorsa con le farmacie, dove loro in maniera molto responsabile, vista la situazione, hanno detto noi rinunciamo alle 30.000 dosi che noi avevamo messo da parte e poi alle dosi che avevamo comunque recuperato col Ministero, il famoso vaccino spray per i bambini, cioè bambini fino ai 18 anni, allora la direzione prevenzione ha suddiviso tra le varie USL, soprattutto tenendo conto di quelle che avevano avuto maggiore criticità. Abbiamo mandato questa nota e vi dico anche la suddivisione, così ce l'abbiamo, che l'ho trovata. Allora, noi abbiamo mandato la nota appunto che divide 20.000 dosi 130 di vaccino spray, quello per i bambini per capirci, poi le 3.000 dosi di vaccino split quadrivalente ad alto dosaggio, quello che è un po' più indicato per persone con allergie e quant'altro, e le 30.000 dosi per il vaccino quadrivalente, quello che c'è stato dove le farmacie hanno rinunciato a queste 30.000 dosi, quindi noi le abbiamo suddivise tra le 9 aziende sanitarie in base un po' alle criticità che c'erano, quindi le aziende oggi hanno queste dosi di vaccini, ogni singola azienda, e hanno indicazione anche di andare incontro a quelli che erano rimasti indietro, soprattutto le categorie che devono essere più protette, più fragili, anziani oppure persone con patologie varie. Quindi allo Stato resta invece l'indisponibilità nelle farmacie per i cittadini che non rientrano nelle categorie a Purtroppo rischio. nelle farmacie, non solo noi, ma anche altre regioni, rispetto a quell'1,5%, se vi ricordate, minimo, che era stato adottato e poi concordato in conferenza delle regioni inizialmente, però molte farmacie, molte altre regioni, scusatemi, come noi, non sono state in grado di fornire. Noi avevamo messo da parte le 30.000 dosi, le farmacie in modo molto responsabile hanno detto, ci avevano chiesto lo stesso quantitativo dell'anno precedente, che ricordiamolo erano 58.000 dosi. Quindi 58.000 dosi, quindi il doppio rispetto alle 30.000 dosi, con una richiesta maggiore quest'anno rispetto alle 58.000 dosi del 2019. Però noi, non riuscendo a dare nessuna dose in più rispetto alle 30.000 dosi, loro hanno detto a questo punto noi, e sapendo che ci sono persone del sistema pubblico e quindi quelle che hanno il vaccino gratuitamente perché fanno parte delle cosiddette categorie protette che stanno aspettando, rinunciamo alle nostre 30.000 dosi e che vi chiediamo di suddividerle appunto tra le varie aziende sanitarie, quindi ancora nel contesto della gratuità per le situazioni di protezione. E Filippo? Ma a questo proposito, leggevo che ci sono delle regioni che non hanno ricevuto per intero il quantitativo di vaccini antinfluenzali che avevano ordinato. Addirittura leggevo sempre che la Puglia ha citato per danni una casa farmaceutica. No, le case farmaceutiche non hanno dato a nessuna regione quel famoso 20% in più che era previsto, neanche a noi, non è arrivato. Neanche a voi? No, a nessuna regione. Non sono stati in grado di garantire quel 20% in più che doveva arrivare. Quindi per capirci, quante dosi avevate richiesto e quante effettivamente sono state Vi devo far fare consegnate? un conteggio, non lo so, io penso è un 20%, penso che saranno sulle 50.000 dosi, forse 50.000, 100.000, insomma quel 20% forse, però siccome non sono sicura di questo numero ve lo quantifico e ve lo faccio dire. Che però non ha ricevuto nessuna regione perché le case farmaceutiche non sono state in grado di garantire a nessuno questo 20% previsto dal contratto. Perché è previsto dal contratto? Sì, in base a quello che era la contrattazione. Perché ricordo normativamente.
il Veneto aveva chiesto un quantitativo di dosi quest'anno discretamente superiore No, a quello il dell'anno Veneto, no, precedente. allora le dosi mi ricordo quest'anno abbiamo chiesto 1.340.000 dosi, mi sembra, che sono il doppio rispetto alle 700.000 dosi, quindi quasi il doppio, insomma, del 2019. Quindi noi abbiamo comunque chiesto e ottenuto il doppio. Manca questa aggiunta del 20% che era stato previsto. Non so se vale sempre la pena, Assessore, sottolineare che non li ordiniamo per la sanità pubblica. Chiaro? Le farmacie... No, noi ordiniamo per la... Certo. quindi Solo che cosa era- è successo quest'anno? Quest'anno cosa è successo? Chiaramente le farmacie, perché hanno chiesto a noi? Perché nessuna casa farmaceutica aveva a disposizione vaccini e le farmacie non hanno potuto andare a acquistare direttamente come facevano gli anni precedenti, perché hanno riservato tutto per il sistema pubblico. Ma questo dappertutto, sì. Quindi, insomma, rispetto al 1.340.000 dosi ordinato, dobbiamo sottrarre un 20%? Vi faccio fare la quantificazione giusta. Vi faccio dare il numero giusto facciamo uno specchietto riepilogativo con almeno 20% in modo che ve lo diamo oggi in giornata. Grazie. Arrivederci a tutti.